Voci insistenti danno per certo l'arrivo del nuovo tecnico che guiderà l'Akragas per la prossima stagione di Serie D 2024-25. Si tratterebbe, lo diciamo sempre con il condizionale, dell'esperto Alberto Mariani, in possesso della licenza A UEFA, tecnico delle giovanili di Viterbese e Lazio, prima di approdare ad Alessandria, Grosseto, Ascoli, Chieti e Salernitana, con quest'ultime anche allenatore in seconda e in prima. Ancora non è ufficiale, ma manca davvero poco e verrà presentato un momento in cui ci sarà la firma tra le parti. Con Mariani, che è un romano, oltre alle tante riconferme sulle quali il DS Camerata sta lavorando da qualche settimana, arriverebbero giovani di alcuni club titolati della massima serie per arricchire l'organico. Anche lo stesso Peppe Cammarata nei giorni scorsi aveva anticipato che è pronto a portare in biancazzurro almeno 5 elementi senior di provata esperienza. L'Agragas in pieno clima calciomercato, anche perché si sta pensando ad organizzare il prossimo ritiro che con molta probabilità si farà in sede. Intanto entro il prossimo 12 luglio, entro le ore 18, la società biancazzurra dovrà formalizzare l'iscrizione al prossimo campionato di Serie D, provvedendo secondo le modalità online alla compilazione definitiva e relativo invio telematico. Sempre con un proprio comunicato ufficiale, la LND ha stabilito le seguenti date di inizio dei vari campionati relativi alla stagione sportiva 24-25. Dunque il campionato nazionale di Serie D avrà inizio l'8 settembre, il campionato nazionale juniores il 14 settembre, mentre la Coppa Italia il 25 di agosto. Come dire, l'inizio della nuova stagione è dietro l'angolo. Intanto, come preannunciato nei giorni scorsi, Orazio Pitatella, stiamo parlando di calciomercato, sarà il nuovo tecnico della San Cataldese. Raggiunge il DS Alessandro Avarello dopo una stagione soddisfacente con il Canicattì. Girano voci che qualche calciatore biancorosso possa vestire la maglia della squadra nissena. Intanto, e concludiamo, sabato e domenica prossimi 22 e 23 di giugno prende il via nella città di Casteltermini la terza edizione dell'autoslalom miniera Cozzo d'Isi Memorial Riccardo Arnone, valevole per il campionato siciliano di slalom. E quindi si parte nella giornata di sabato 22 giugno dalle ore 15.30 alle ore 19.30 in via Roma, Piazza Duomo e Corso Umberto, con le verifiche sia sportive che tecniche. Domenica 23 giugno invece alle ore 9 si prevede un giro di ricognizione ed anche 3 manche. La premiazione finale sarà nel tardo pomeriggio in Piazza Duomo.